Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. L'annunciata neve è arrivata, fiocchi si sono presentati questa mattina sul Carso a ridosso di Trieste e bora sostenuta con raffiche fino a 97 km/h. L'annunciata ondata è giunta in Friuli Venezia Giulia con un brusco calo delle temperature. Sul Monte Lussari, come indica l'Osmer, il termometro segnava stamani meno 11 gradi, sullo Zoncolan meno 6,7, a Udine 1 grado positivo, a Trieste più 3. Da ieri soffia sul capoluogo regionale una bora che è andata progressivamente intensificandosi e, secondo le previsioni, potrebbe rafforzarsi anche nella giornata di domani. Sul Carso la neve è caduta a Tecchito formando un sottile strato anche di ghiaccio. Autovie Venete nel frattempo, già da ieri, ha attivato il piano invernale mettendo in stato di preallerta i mezzi sparcisale e il personale addetto a garantire la normale circolazione stradale nella massima sicurezza. Chiaramente gli automobilisti sprovvisti di dotazioni invernali, cioè le gomme da neve montate, si consiglia l'eventuale cambio o altrimenti catene a bordo, come da prassi in questo periodo. Il 24 settembre scorso la Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un cittadino serbo di 48 anni. Nei pressi di Cormons, lungo la regionale 56, il reparto di prevenzione crimine di Torino, aggregato in provincia per il contrasto dell'immigrazione clandestina, ha iniziato l'inseguimento del veicolo con targa italiana diretto verso Udine. Dopo pochi minuti e senza che vi siano state conseguenze per alcun occupante, gli operatori sono riusciti a bloccare il mezzo e a accertare che all'interno, peraltro sprovvisto di sedili, viaggiavano ben 10 cittadini del Bangladesh e Pakistan, tutti privi di documenti. Gli stessi, rinfocillati e visitati, seguendo il protocollo Covid-19, hanno dichiarato di essere rimasti per più di 2 giorni fermi nei boschi tra Bosnia e Croazia per essere trasportati direttamente in Italia. Il Tribunale di Gorizia, con provvedimento del 26 settembre, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare in carcere del serbo. L'attività di controllo capillare del confine ha portato nell'ultimo periodo all'arresto di vari passeur, al sequestro di veicoli e svariate somme di denaro in provincia di Gorizia, con lo scopo di stroncare la criminalità organizzata finalizzata al traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica. La stazione Carabinieri di Trieste e Guardiella, in collaborazione con la Polstrada di Arezzo, ha rintracciato una bambina di 3 anni che era stata sottratta alla madre. Nel pomeriggio del 27 novembre scorso una giovane di 23 anni, residente nel capoluogo regionale, ha denunciato ai carabinieri la sottrazione della figlia minore a lei affidata a seguito della separazione dal compagno e padre della piccola. La donna ha riferito ai militari che l'ex convivente aveva approfittato della visita periodica alla figlia per allontanarsi da Trieste portando con sé la bimba. Raggiunto telefonicamente dalla donna, aveva affermato che avrebbe portato la figlia nella sua abitazione in Calabria. L'evento ha destato particolare apprensione, poiché, essendo il padre di nazionalità rumena, si temeva che la bambina potesse essere condotta all'estero. Le ricerche da parte della stazione di Guardiella, protrattesi fino alla tarda serata, hanno permesso di individuare il veicolo lungo la A1 in direzione Roma, all'altezza di Arezzo. È stata così attivata la sezione di polizia stradale competente sul tratto autostradale che ha intercettato l'auto e bloccata. La bimba è stata affidata temporaneamente ai servizi sociali del capoluogo aretino e poi riaccompagnata dalla madre a Trieste, mentre il padre è stato denunciato alla Procura della Repubblica per sottrazione di minore. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio,
aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.